Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Isolana Albergatori. Con il centro medicina è stato avviato un punto Covid per i tamponi per i vostri collaboratori, ma soprattutto per i turisti. Perché questa iniziativa? Direi che era un'iniziativa della quale c'era un gran bisogno. Molti soci ci chiamavano perché sollecitati dagli ospiti nell'avere risposte in merito alla possibilità di fare un tampone antigenico qui sulla località prima di rientrare nelle proprie abitazioni, nei propri paesi. Molti paesi lo richiedevano, alcuni lo richiedono ancora oggi, quindi quale miglior modo se non dare una risposta interna alla categoria con la collaborazione appunto del centro di medicina per realizzare proprio qui alle mie spalle il punto tamponi per i nostri soci, per i nostri collaboratori. Direi che era la soluzione più snella e più veloce che potevamo dare. Da lunedì niente più mascherine all'aperto. Niente più mascherine all'aperto, questo è un sospiro di sollievo per molti, devo dire che di fatto spesso era già così, questo però non deve farci abbassare troppo la guardia, non ne siamo ancora usciti del tutto da questa situazione, quindi abbiamo visto con che facilità ci si può ricascare dentro. Auspichiamo che non ci sia più l'obbligo di dover tornare a rimetterla né all'esterno e prima o poi di toglierla anche all'interno. In questo momento prendiamo con gioia questo e guardiamo alla stagione con un po' più di ottimismo. A proposito di stagione, tempo fa aveva sottolineato le prenotazioni a medio e lungo termine, segno di fiducia nei confronti del turismo di casa nostra. Si è confermata questa tendenza? Sì, è una tendenza che è in crescita, in realtà è assolutamente confermata. L'anno scorso abbiamo visto un fenomeno del last minute direi dominante, quest'anno stiamo vedendo una finestra sulle prenotazioni sufficiente a creare programmazione all'interno delle nostre aziende, delle nostre strutture, anche nei confronti dei nostri collaboratori che chiaramente riusciamo a gestire meglio e più efficacemente, perché appunto se fino al giorno prima non sappiamo quanti ospiti abbiamo in casa diventa difficile lavorare così. Quindi questo è un segnale di speranza, di fiducia in quella che auguriamo essere una stagione sufficientemente positiva per garantire insomma, il proseguo delle attività delle nostre aziende.